Due galli nel pollaio non possono stare, così i due sindaci a Casteltermini. Quello che è successo potrebbe definirsi una vera frittata. A rompere le uova dei rispettivi panieri una vincente battaglia giudiziaria. L'eletto sindaco è decaduto, a spodestarlo legalmente e dunque a ragion di legge il primo dei non eletti. Ma il sostituto adesso è sospeso. Così Gioacchino Nicastro e Filippo Pellitteri hanno iniziato a cantarsele. L'ultima è la replica dell'avvocato Gigi Rubino in qualità di legale di Nicastro. L'uovo di Colombo e chi governa in attesa del commissario, quale giunta, quale consiglio comunale, chi è il vice sindaco, chi è il presidente del consiglio comunale. Per Rubino, legale dell'ex sindaco di Casteltermini, trovano applicazione le norme regionali in materia di decadenza e cessazione della carica del sindaco, che prevedono la nomina di un commissario straordinario, l'indizione di nuove elezioni, il provvisorio esercizio da parte del vice sindaco e della giunta delle attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta, sino all'insediamento del commissario straordinario, ed ancora che la cessazione della carica di sindaco per decadenza comporta la cessazione della carica della rispettiva giunta, ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile. E sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta. Con queste premesse, insomma, Gigi Rubino sostiene che l'esercizio delle attribuzioni indifferibili nelle more della nomina del commissario straordinario non possono che spettare per espressa previsione di legge al vice sindaco e alla giunta nominati dal soggetto dichiarato decaduto o comunque cessato dalla carica, ovvero Nicastro. Nessun titolo, sostiene Rubino, a svolgere tali attribuzioni possono invece vantare il vice sindaco e i componenti della giunta nominati da Pellitteri.